Amici bellini, mamma mia, mi sono appena svegliato, mi sono svegliato in tempo anche logico, però adesso comincio a muovere la bocca e a scaldare le corde vocali perché Spalletti parla e quindi non ce ne possiamo perdere una perché ci dà molti titoli. Dopodiché ovviamente adesso è ufficiale che se non è Spalletti è Chicco Spalletti che riporta al padre, ma insomma ci ascoltano alla grande. Cominciamo. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora amici miei, first thing first, I'm a realist, first thing first, Jules De Nittis, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentornati agli esperti iscritti esperti, e andiamo a vedere un pochino le parole di Spalletti in questa conferenza prepartita. Vi dico subito che stasera, insomma, non so, verso le 9 e mezza, adesso mi organizzo, ci sarà una live, la chiamiamo mercoledì bellini, insomma, perché vorrei provare a fare questo appuntamento poi settimanale, insomma, vediamo un pochino come riusciamo a organizzarci con anche i miei impegni musicali, ci proviamo perché ci sono tantissimi argomenti da sviscerare e una live non basta più, poi ogni tanto nel weekend diventa complicato perché le serate eccetera, però noi ci proviamo e voi statemi vicino perché riusciremo a parlare. Dobbiamo parlare del nuovo sponsor del Napoli, i tokens, dobbiamo parlare della Maradona Cup perché sono uscite notizie discordanti, qualcuno mente, qualcuno sta mentendo per la gola e quindi ci sono tantissimi, c'è il nuovo caso delle plusvalenze De Laurentiis che si è fatto sentire, a quanto abbiamo appreso in Lega per la questione arbitrale. Insomma, andiamo per ordine e stasera cercheremo di sviscerare tutti gli argomenti possibili e immaginabili, degli approfondimenti anche tecnico-tattici, numeri, statistiche e tantissime cose interessanti per analizzare il nostro Napoli che sta facendo tanto bene in campionato, con l'avversario in questo momento principale a livello di numeri che non sbaglia un colpo, 28 punti su 30, insomma veramente un percorso quasi netto. Si parte dalla domanda su come sta il Napoli, come sta Insigne sta bene perché l'abbiamo visto in effetti uscire toccandosi un pochino il ginocchio. Insigne sta bene, Spalletti ci tranquillizza e dice comunque è ritornato anche a fare le sue giocate, il gol straordinario, non ce lo siamo già dimenticato il gol che ha fatto in Europa League e insomma vediamo un pochino di recuperarlo anche in campionato. E poi Spalletti dice occhio al Bologna, ovviamente ce lo presenta ricordandoci l'ultima partita che hanno giocato contro il Milan, dove già in inferiorità numerica recuperano 2 gol e pareggiano la gara, poi perdono un altro uomo e crollano nel finalissimo, ma è una squadra che insomma come la tignosa, ovviamente specchio del suo allenatore che è uno tosto, lo conosciamo bene, Mihajlovic, che tra l'altro mi mandano gli amici bellini anche su Instagram e mi mandano degli spunti video, dice Osimhen che gli danno da mangiare Friarelli in modo spettacolare, sembrava più assonnato di me Mihajlovic in conferenza, ma lasciamo perdere questi dettagli. La domanda successiva riguarda Osimhen e gli chiedono se sta lavorando specificamente su delle cose quando è in allenamento e Spalletti ci ricorda che c'è poco tempo per fare allenamenti specifici, si prepara la partita, poi mentre prepari la partita è ovvio che si parla di certe cose specifiche che devi fare e lì puoi anche migliorare perché studi quello che devi fare e poi lo metti in pratica. Ci ricorda, Spalletti ce l'ha detto anche in conferenze precedenti, che Osimhen studia e poi mette in pratica in campo, quindi sotto questo punto di vista si può migliorare anche individualmente. Lo stimolo in più deve essere rappresentato dal fatto di giocare sempre dopo, qua si mette in contrapposizione totale con Sarri che si lamentava sempre di questa situazione dei calendari. Spalletti ce lo dice in più occasioni che non deve essere un alibi, qua lo spiega bene, non deve essere la pressione di giocare dopo, ma deve essere uno stimolo in più, ma
quello che ci deve dire è che noi dobbiamo pensare a noi dobbiamo fare il percorso sulla nostra squadra, non dobbiamo cambiare il comportamento in campo in base a quello che ha fatto in questo caso il Milan prima di noi, perché poi la pressione di superarli di nuovo, assolutamente no, non ci interessa, non guardiamo la classifica in questo momento e dobbiamo fare solo il percorso su noi stessi. Gli chiedono anche, si ritorna sulla questione dell'arbitro, dell'espulsione con Massa, e lui dice che comunque è dispiaciuto, ce lo ribadisce, ma dice anche una cosa importante, sempre per non cercare l'alibi. Questo è un po' il leitmotiv di questa conferenza stampa. Dice: evidentemente se lui l'ha letta così, a me dispiace, ma devo stare più attento io. E vabbè, qua ragazzi, voi purtroppo i messaggi privati che ci mandiamo io e Guido Gentile non li potete leggere proprio perché sono messaggi privati. Guido Gentile, però, io ve lo dico, poi uno ci crede o meno, mi ha detto, riguardando le immagini integrali con le cose, abbiamo la certezza che Spalletti ha detto la verità. Guido mi aggiunge, dice: però conoscendo Massa, sapendo che è permaloso e sapendo, ricordiamoci anche che Massa è quello là che espelle Insigne per una parolina di troppo, evita di fare l'applauso continuato, e Spalletti dice proprio questo: evidentemente ho sbagliato io e devo cambiare io certi atteggiamenti perché altrimenti si rischia, e noi non dobbiamo poi appellarci a queste cose qua. Io sono sconvolto da quanto Spalletti praticamente legga nel pensiero di Guido e viceversa. E anche le cose che diciamo noi qua, veramente siamo sullo stesso fuso orario praticamente. Anche per quanto riguarda il VAR a chiamata, Spalletti ci dice una cosa importante, cioè che le società dovrebbero avere degli ex arbitri a libro paga, qualcuno che lavora proprio sotto questo punto di vista, perché se poi ti danno una chiamata tu devi scegliere la chiamata giusta, altrimenti se tu chiami una cosa che a te sembra e che però l'arbitro vede in maniera diversa, ti sei bruciato anche la chiamata. Aggiungo, Luciano, non deve essere una chiamata e poi non ti chiamano, non lo chiamano più il VAR. Ci deve essere un VAR continuo che interviene sempre, e poi se non interviene il Napoli deve avere l'opzione, il Napoli come tutte le squadre devono avere l'opzione di chiamarlo per forza, e secondo me il fallo su Anghissà è un esempio importante. È bene che ci sia, e questo lo abbiamo detto spesso, ci deve essere qualcuno in società che fa il dossier. Io lo dicevo sempre anche l'anno scorso, un Gerardo Marino che semplicemente senza avere mezzi a disposizione raccoglie le immagini senza audio, riesce a metterle insieme, ci fa vedere cose che le televisioni non ci fanno vedere. Ci dovrebbe essere uno pagato dal Napoli che fa questo durante le partite, così tu ti prepari un eventuale dossier dove praticamente qua ci avete danneggiato, qua avete favorito le altre squadre, qua ci avete danneggiato, qua ci avete danneggiato, e in modo tranquillo, senza dire pelate le patate, si riporta e dice: guardate, qua sta tutto quello che è stato il campionato, che vogliamo fare? Il campionato lo avremmo vinto. Quindi è importante questa cosa qua. Per quanto riguarda la formazione, un'altra frase che tira fuori Spalletti è: veleno o medicina dipende dalle dosi, perché ha parlato del veleno, ecco qua, però le parla bene. Veleno o medicina dipende dalle dosi, questo significa il turnover, tu puoi esagerare nel turnover e fai male, oppure puoi non farlo proprio e fai male lo stesso. Ci ricorda che può esserci una differenza tra la partita in mezzo tra domenica e giovedì è una cosa, poi da giovedì a domenica ne è un'altra, e ci sottolinea che alla fine quello che deve cambiare di più sono gli attaccanti, perché dagli attaccanti si parte con la fase difensiva, gli attaccanti poi ti possono risolvere la partita. Ci ricorda l'alternanza, un Politano fresco a quanto al chilo, a quanto lo dai al chilo un Politano fresco, ci ricorda tutte queste cose, che insomma poi creare quella rumba là davanti mette in difficoltà le difese. I giocatori devono capire quanto è importante questa alternanza senza lamentarsi, e quindi ci sarà un pochino di ricambi, specialmente in attacco, aggiungo io, proprio perché in attacco ce lo possiamo permettere, ma in difesa no, perché stiamo comunque corti. E quindi ci aggiunge un'altra cosa simpatica, dice: è come l'otto volante, arrido e strillo contemporaneamente, nel senso che mi piace poterli cambiare, però ho anche la paura che poi non funzionino, e quindi sono i rischi che ti devi prendere come allenatore. Ancora un accennino sui calendari, lui dice sono sindacabili, nel senso che poi uno ci potrebbe anche andare a lavorare su queste cose qua, perché una squadra c'ha meno tempo di recuperare, un'altra squadra ne ha di più,
sempre il discorso di Sarri, ma lui insiste, non deve essere un alibi per i calciatori, non dobbiamo dare segnali sbagliati che poi dice a noi ci hanno fatto giocare, noi siamo più stanchi, eccetera eccetera. No, la società ha fatto in modo di mantenere certi giocatori, o comunque nessuno se li è presi, e quindi li teniamo, li dobbiamo sfruttare tutti nell'interezza della rosa, e non deve essere un alibi, la squadra è forte. E poi dice la cosa fondamentale, dice noi che cosa abbiamo detto nell'analisi tattica dell'ultima partita? Spalletti, li potevi mettere un pochino prima i cambi così? E lui dice sì, ho sbagliato io, avrei dovuto dare più minuti ai sostituti. Quindi o Spalletti ci legge nel pensiero oppure non so. Si accenna anche alla Maradona Cup, di cui parleremo anche stasera, e lui dice che è giusto alla fine non andare proprio per il fatto dei calendari congestionati, per tirare un pochino il fiato, però che la società si sta organizzando per fare delle iniziative personali per Diego Armando, e quindi parteciperemo a quelle che organizzerà il Napoli. Speriamo bene, perché comunque quella resta una ferita aperta per me, perché non esiste proprio. Poi l'approfondiremo stasera. I falli su Osimhen, Italia Mele si immola sull'altare dei giornalisti e chiede la domanda che un po' tutti noi avremmo voluto fare, tutelare un pochino di più Osimhen perché viene martorizzato dai falli, e Spalletti ci ricorda che in Italia già ci sono troppi falli e se ne chiamano tanti. Ci ricorda la partita col Torino, dove si è arrivato quasi a 30 falli, quasi tutti fatti dal Torino, che però Osimhen è stato bravo già rispetto alla prima giornata a capire che non deve reagire, si è reso conto che questo è il suo ruolo, anche prendere i falli è un pochino quello che deve fare per la squadra, quindi non insiste troppo su questa cosa del difendere, insomma, del tutelare Osimhen. Avrei sperato, insomma, in una sottolineatura in più, ma questa è proprio la conferenza del niente alibi, siamo forti anche se non ci chiamano niente, dobbiamo portare avanti la partita e vincerla. E poi c'è un accennino anche sulla Superlega, lui dice la vedo difficile comunque sottrarre le squadre dai campionati, mandarle in giro per il mondo, poi vengono meno i tifosi che non possono farsi tutte queste trasferte, già non riempiamo il Maradona e San Paolo, figuriamoci se poi li dobbiamo mandare in giro per il mondo. La vedo difficile, la Superlega no fondamentalmente, ma dice non ci ho ancora riflettuto a fondo. E poi su Gulam dice che sta migliorando ma ha ancora bisogno di tempo, cosa che abbiamo anche detto. Signori miei, la partita è il trappolone, lo sappiamo, ci sono una serie di trappoloni belli schierati davanti e noi dobbiamo saltare di qua e di là per evitare le mine vaganti o quelle sotterrate, sai, le mine inesplose, e dobbiamo stare molto attenti. Ne andiamo a parlare live, quindi tra poco troverete, quindi dovete essere iscritti al canale Telegram che trovate in descrizione, perché troverete tutta una serie di cose importanti, notifiche per essere sempre presenti e per non perdervi nessun contenuto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, state tuned, state pronti, belli tosti, che questo campionato è divertente, credetemi, è divertente, al di là del risultato, è divertente. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.